Eccoci, bentrovati. Di me so solo che sono amata. Questo è il titolo della trasmissione di oggi. Ma cosa intendiamo dire di me so solo che sono amata? Cioè una persona che non sa altro se non questo. Don Bucolo, bentrovato. Allora, è un titolo molto strano che chiaramente prova un po' di curiosità. Cioè, che vuole dire? Allora, viviamo in un tempo in cui la nostra società, ma anche il volto della Chiesa, non è un volto in cui gli stati di vita sono ben chiari, perché una volta o ci si sposava, o ci si consacrava, oppure si diventava ministri di Dio, oppure si restava single, e quindi più o meno il volto delle persone, il loro stato di vita era ben chiaro. Oggi invece questo non è più possibile, o meglio, non è così, perché una persona si trova a vivere tante relazioni, tanti legami che però per varie situazioni, per vari motivi, per varie situazioni non rimangono sempre tale quali. Per cui una persona si può ritrovare ad avere un legame importante con una persona, con un matrimonio, ma poi a un certo punto non ce l'ha più, o si trova a avere un figlio o una figlia. Quindi in genere quando uno chiede alla persona ma tu chi sei? Qual è il tuo stato di vita? In realtà questo potrebbe sembrare un po' imbarazzante, perché la persona giustamente fa anche memoria della sua storia, del suo passato, quindi il non identificarsi potrebbe diventare problematico. Ora, perché allora sto utilizzando questo tema in questa puntata? Perché lì dove la persona non ha un vero e proprio stato di vita, in realtà ha qualcosa di molto di più, ha qualcosa di molto più grande. In questo caso ho pensato opportuno invitare una mia carissima amica che conosco da diverso tempo, l'ho incontrata a Mascalucia, si chiama Marina Tirrito, e lei, nella sua storia, dopo un po' di tempo, perché chiaramente non è una frase che si può dire subito, a un certo punto lei adesso può dire tranquillamente: di me so solo che sono amata. Ma io passo subito la parola a Marina perché possa farci capire, raccontarci un po' la sua storia personale. Sì, grazie Marina Tirrito, grazie. Allora, Grazie. perché come è arrivata a questa conclusione? Di me so solo che sono amata e basta, non mi chiedete altro, perché non c'è altro da dire nella sua vita, non credo. No, no, sì, grazie, è vero, ma la mia storia è comune, è vicina anche a tante donne che hanno vissuto la separazione. Quindi una storia, se vogliamo, ordinaria. Ha di straordinario quello che poi è accaduto nella mia vita in maniera del tutto inconsapevole, che non mi aspettavo, perché comunque inizio la mia storia. Io mi sono sposata nell'89, il mio matrimonio è durato circa 12 anni, e in questo matrimonio è nata una figlia. E poi il matrimonio, senza diciamo entrare anche nei particolari di come è stato, chi è stato a lasciarsi o chi ha subito la separazione, ci siamo lasciati. Ho vissuto 12 anni del mio matrimonio, li ho vissuti a Palermo, dove lavoravamo entrambi. Finito il matrimonio sono ritornata a Catania, nello specifico a Mascalucia, con la bambina che è di 5 anni. Premetto, io mi sono sposata solo con rito civile, perché proprio ero lontanissima dalla chiesa, non frequentavo. Non era una persona di fede, quindi non in ero una maniera persona coerente di fede. non si è sposata in chiesa. Esatto, ma oltretutto, pur essendo battezzata, pur essendo cresimata, però non vivevo quello che si vive proprio con la frequentazione, con la fede. E con mia figlia, come dicevo, siamo ritornati a Catania, come dicevo a Mascalucia, anche se ogni separazione non si fa mai a cuor leggero. Ogni separazione porta con sé un dolore
se vogliamo, anche un senso di colpa, soprattutto quando si hanno figli. Il senso di colpa nasce dal fatto che ti viene sempre da pensare, e proprio si può anche rimanere schiacciati in questo pensiero, ma cosa ha fatto la bambina in questo caso di male per vivere una vita con genitori separati. E questo pensiero mi faceva stare malissimo, perché noi siamo stati come genitori bravi, nel senso di non addossare alla figlia tutte le nostre ansie, tutte le nostre... Avete cercato in qualche modo di far vivere questa separazione nel miglior modo possibile, in maniera serena, diciamo, per quello che è possibile. Ma cosa accade ad un tratto? Ad un tratto, nello stesso, diciamo, coerenza di pensiero, non abbiamo neanche battezzato la bambina. Quindi... Perché anche suo marito non aveva fede in Dio, quindi non credevate entrambi, quindi non avete battezzato la bambina. La bambina. E la bambina quindi poi, mamma Scaluci comincia a frequentare la scuola elementare, e un giorno ritorna a casa dicendomi: sai mamma, voglio iscrivermi al catechismo insieme alle mie compagnette che stanno iniziando per prepararsi alla prima comunione. E lì certo ho dovuto chiaramente dire e spiegare alla bambina che lei non aveva ricevuto il battesimo, quindi il primo passo sarebbe stato quello, e poi magari fare anche la comunione. Don Bucolo, sono tanti genitori che pensano, anche di fede cattolica, insomma, che credono che è bene battezzare i bambini da grandi, mentre altri in maniera coerente, visto che non credono in Dio, non li battezzano. Ecco, ovviamente non sta a noi giudicare i genitori, però battezzare dei bambini, anche se si è tiepidi, anche se non si frequenta la chiesa, poi non si prenda quell'impegno di educare alla fede, ecco, sono tutti atteggiamenti che lasciano riflettere. Allora, non è facile dare una risposta univoca, perché ci sono tante situazioni. Vabbè, nel caso di Marina, lei sì, era battezzata, cresimata, ma sposandosi civilmente già in qualche modo vediamo una sua posizione di non credente, e quindi coerente al suo, tra virgolette, credo, non ha battezzato sua figlia, no? Lasciando chiaramente eventualmente sua figlia un giorno, se le vuole, quello di battezzarsi. Poi c'è l'altro caso molto comune di famiglie che chiedono il battesimo perché magari siamo in una cultura cristiana, perché fa parte della tradizione, anche se non si frequenta. Ecco, lì la situazione è molto complessa. Io penso questo: se loro chiedono, chiaramente diventa un'occasione di evangelizzazione e di gettare quel seme, pur sapendo, e bisogna anche essere realisti, non è scontato che quel seme sia alimentato, ma in ogni caso il seme è lì. Attenzione, il sacramento non dipende dalla risposta, dall'adesione della persona, perché la grazia è lì, sicuramente non fruttifica. Oppure il caso, che è la situazione penso più favorevole, e dovremmo lavorare per questo, perché le famiglie chiedono il battesimo per i loro figli e si impegnano. Io in questo caso provo grande stima per Marina, perché in fondo c'è stata una coerenza di fatto. Io non ci credo, perché devo battezzare mia figlia? Quindi è una situazione secondo me anche di grande da rispettare, perché c'è una coerenza interna che mostra anche una sua verità, una sua autenticità. Però stiamo dicendo che comunque il battesimo è un sacramento e quindi anche da solo agisce, anche se i genitori non credono. Allora, lì è il mistero, perché a volte sperimento persone che sono state battezzate da piccole, che magari hanno avuto una famiglia lontano, e poi un giorno un incontro, una parola, un qualcosa fa sì che quel battesimo si sviluppi. Io per questo non sei univoco, anche se vi faccio forte dell'esperienza in Africa. Io sono stato in missione 5 anni in Tanzania. Lì invece vescovi tanzaniani, proprio perché siamo in terra di missione, proprio perché la maggior parte non erano cristiani, lì era vincolante il fatto che
venivano battezzati i figli di genitori sposati in chiesa e che in qualche modo vivevano la fede. Perché Quindi lì eravamo in terra molta di missione. rigidità, Lì c'è rigidità a motivo di un contesto, possiamo dire, plurireligioso, un contesto anche, tra virgolette, pagano. Mentre da noi, siccome siamo una società cristiana, in qualche modo la società cristiana fa parte della nostra cultura, anche lì. Però, ripeto, lì secondo me sta anche la missione della Chiesa. Quando una famiglia chiede il battesimo e magari non hanno alcuna esperienza di fede, forse lì è la sfida da giocare. Anziché fare subito dare il battesimo, creare quella relazione perché questa richiesta diventi un'esperienza di fede, ma in fondo è quello che è successo a Marina. Lei in fondo chiedeva il battesimo per la figlia. Esatto. Torniamo infatti, a Marina. La figlia la mette in crisi. Mi mette in crisi perché lei è lontana dalla fede, non credeva in Dio. La bambina, la figlia, non è stata battezzata, ma la ragazzina chiede di fare la prima comunione, come fanno tutte le sue compagnette. A quel punto Marina cosa fa? Succede questo, che è nato proprio lì da questa richiesta di mia figlia, che con molta semplicità ha detto va bene mamma, facciamo prima il battesimo e poi la prima comunione. E quindi il mio primo contatto con Padre Salvo, che appunto è avvenuto circa 20 anni fa, è stato proprio questo, perché dico devo parlare io, devo dire. E innanzitutto la mia grande gioia è stata proprio quella, perché avevo tanti timori, che devo dire, io non sono sposata, la bambina così grande non ha avuto il battesimo, erano tutti timori chiaramente che io mi stavano schiacciando, eppure entro lì e mi trovo un giovane sacerdote che non solo mi accoglie, mi ascolta, non giudica e mi dice semplicemente il percorso che si deve fare per arrivare al battesimo. Io chiaramente, da una che è fuori dalla chiesa, pensavo la settimana prossima mia figlia si battezza, e invece c'era tutto un cammino da fare. E così è stato. Oltretutto lui ha detto: la bambina farà questo cammino, questo percorso che la porterà al battesimo, ma anche tu lo devi fare, lo devi seguire. E qui è stato proprio l'inversione di marcia che poi ha preso la mia vita, perché io ci fermiamo a questa inversione di marcia. Allora, siamo rimasti che la bambina vuole essere battezzata, Marina non sa come fare, si rivolge a un sacerdote, in questo caso era Don Bucolo, e poi torneremo a parlare con Marina, vediamo cosa si sviluppa poi nella sua vita. A tra pochissimo. Eccoci, stiamo raccontando la storia di Marina Tirrito, che sostiene di sapere di se stessa solamente che è amata. È una donna che si era sposata con rito civile in chiesa, si è separata, ha avuto una bambina, non l'aveva battezzata perché lei non credeva assolutamente né in Dio né nella chiesa né in niente. La bambina le chiede poi di fare la comunione e a quel punto si rivolge a un sacerdote, a Don Bucolo, 20 anni fa, che dice: sì, devi fare un percorso assieme a tua figlia, prima si deve battezzare. Cosa avviene nella tua vita? Tu incominci, immagino, a frequentare solo per una forma di obbligo, lo devo fare perché mia figlia si vuole battezzare, quindi che devo fare? E vabbè, partecipo a queste riunioni. Immagino che sia stata questa la tua idea. È proprio questo. Io invece cosa è successo? È successo che poi la bambina, la preparazione non è stato solo la preparazione al suo battesimo, ma ho capito quello che era il mio battesimo, perché io, ripeto, sono stata battezzata, però non lo vivevo con la consapevolezza di chi è stata battezzata, e la bambina è stata battezzata anche insieme ad altri bambini la notte di Pasqua, e io attraverso questo suo battesimo ho lasciato proprio fisicamente quelli che erano i miei abiti vecchi, quelli di prima, di Marina di una volta, li ho lasciati proprio lì ai piedi della croce, e ho sentito proprio, avvertito questo cambiamento proprio di inversione, e che stava avvenendo anche la mia conversione. E quindi io, mamma single, mamma libera per la Chiesa, perché in realtà non sono stata sposata con il sacramento del matrimonio,
e mi ritrovavo a vivere questa situazione particolare, particolarissima. Dico che io ho scelto, mi sentivo completa in ogni caso, nella mia pienezza, proprio soprattutto nell'aver incontrato Gesù. Perché dico, quando nel momento in cui io dovevo decidere se addossarmi ancora le colpe o altro, scegliere di avere misericordia della mia storia, ha fatto sì che io vivessi la bellezza che solo Gesù in quel momento mi poteva dare. Quindi per questo io dico, cioè, che la mia, oltretutto entrando in chiesa non appartenevo, no, io non ero né separata, diciamo, per loro, non ero coppia, ma io sono famiglia. C'erano tante domande chiaramente che mi attanagliavano e che avevo come riferito tutto le mie angosce anche a padre Ma Salvo. questa di essere appunto, di rimanere da sola, di non sposarsi, Sì. perché in fondo una donna che non si è sposata in chiesa può tranquillamente avere 20 anni fa, insomma, Certo. si era anche più giovane, con una bambina piccola, insomma, si poteva anche decidere di scegliere non è capitato di trovare una persona, un uomo che facesse no, di cui si è innamorato? È stata una scelta di vita? È stata una scelta perché io non ero più, come dire, vocazione, la mia vocazione non era più da moglie. Era innanzitutto da mamma e ho cresciuto la bambina, però io mi sentivo nello stesso momento in cui nella mia vita ho fatto entrare Gesù, mi sentivo completa, cioè io non riuscirei a spiegarlo in un altro modo, completa senza bisogno di fare anche altre conoscenze o altro, quindi la pienezza io l'ho vissuta incontrando Gesù. Io non so, può sembrare anche strano, però è solo quello che riesco a dire, per questo dico mi sono sentita solo amata e questo mi basta, perché io non riuscivo poi a cercare neanche, cioè, ad aprirmi agli altri. Cioè, quindi era una cosa che io escludevo, e se prima poteva essere comprensibile perché avevo una bambina piccola, e poi dico, potevo anche aprirmi, no, ad una nuova storia o altro, e questo in me non è mai nato. Ecco perché dico, aver incontrato Gesù a me ha dato la pienezza. Don Bucolo, come possiamo commentare l'esperienza di Marina? Allora, se volessi dare una lettura di fede, uso parole diverse, ma in qualche modo già Marina ha detto, cioè in fondo la provvidenza si è servita della figlia, Egle, perché lei non sentisse l'esigenza di un matrimonio. In quel momento, non è scontato, non è ovvio, l'affetto materno ha preso, possiamo dire, il sopravvento su tutto, e ci può stare, perché il cuore di madre sta lì a custodire, a tutelare la figlia. Cosa è successo? Che questo affetto materno, incontrando il Signore, si è allargato a qualcosa di molto più grande, cioè io mi sento amata da Lui, quindi Dio si è servito, perché era fuori, non era in chiesa, non conosceva il Vangelo, una cosa che tra l'altro mi raccontava Marina quando lei faceva gli incontri e tornava a casa, stranamente aveva il Vangelo tra le mani, leggeva quelle pagine che magari avevamo commentato insieme, e la bambina, vedendo la mamma, rimaneva meravigliata perché stava succedendo qualcosa di nuovo. Ecco, il Signore stava lavorando nel suo cuore, la stava coccolando, e in fondo che è successo? Che quei vuoti, quelle voragini che Marina di fatto ha sperimentato, perché sono voragini, in ogni caso un matrimonio civile o non matrimonio civile, qualunque sia il matrimonio, una separazione, una voragine, un vuoto, ecco, quelle voragini incredibilmente sono stati riempiti da un amore con la maiuscola, e noi capiamo bene che quando si fa esperienza reale e concreta di questo amore con la maiuscola, nulla so di me se non che mi sento amata. Ecco, questa è la conclusione che lo ha portato a vivere questo stato di vita, ma non finisce lì, perché questo rapporto col Signore, quando uno incontra il Signore, incontra anche tanti fratelli e sorelle. Non è un rapporto di privatizzazione, a volte la fede può essere vissuta come un atto personale, privato, ma è avvenuto qualcosa importante che penso Marina potrà anche farci dono di questo, di questa sua apertura ad altri fratelli e sorelle con cui condivide diversi servizi Sì. per il bene della Chiesa.
Sì, ed è straordinario quello, perché sembra così scontato, invece no, perché chiaramente poi ci sono stati diversi percorsi, uno fra tutti quello delle 10 parole, in cui ho incontrato veramente la fraternità con tanti ragazzi, con tante persone, o anche incontrare le suore di Madre Teresa lì a Catania, e per me quello è un cammino davvero straordinario nell'averli incontrati, ma fare anche volontariato lì, ma non è questo, è quello che loro veramente, anche solo vedere quell'abito, l'emozione che mi davano, e questo credo che serve veramente e mi fa sentire il vero significato dell'amore gratuito, e non saprei definirlo in un altro modo se non quello di donarsi gratuitamente. E sua figlia dopo la comunione? Mia figlia dopo la comunione... Non è che lei è entrata nel recinto e la figlia è andata via? No. Infatti, ma noi lo sappiamo, i ragazzi poi hanno la loro storia, sono un mondo a parte. Mia figlia sì, frequenta, però diciamo vive la mia testimonianza, e io non dico altro, perché molto spesso noi usiamo sempre tante parole per convincere, e fai questo e fai quell'altro, ma la nostra testimonianza è proprio la base. Lei sa tutto quello che io faccio, tutto quanto, e quindi lei non può essere che felice di questo mio cammino. Lei in questo momento si trova poi a Milano, insomma siamo distanti, però mi ha comunicato da poco che l'anno prossimo vorrebbe sposarsi, e quindi sta preparando tutto per il matrimonio. Quindi non posso essere un matrimonio religioso, un sacramento. Questo è bellissimo. Quindi possiamo dire che Marina rifiuta perché di fatto non c'è una categoria, no? Di solito si è mogli, figlie, vedove, compagne quando si convive, invece, o suore consacrate. Invece Marina dice: io non sono niente di tutto questo, so solo che amo il Signore, mi sento appagata da questa condizione di vita, non cerco altro, sono felice così. Perché in fondo quella famosa notte di Pasqua, io non c'ero, mi trovavo in Africa, però sapevo che questo evento del battesimo della figlia sarebbe avvenuto quel giorno. Quella notte di Pasqua, l'ho appena detto, mentre è avvenuto il battesimo di mia figlia, è avvenuto anche il mio battesimo. Uno dei segni che spesso non vengono ben evidenziati durante il battesimo è la veste bianca. In genere, quando si dà la veste bianca, si dà il valore in cui si è tolto il peccato originale, si è bianchi, ed è anche vero. Il bianco rappresenta la luce, il risorto, è anche vero, però raramente si sottolinea che quella veste bianca è la veste del matrimonio, delle nozze. In quel momento lei ha ricevuto il suo battesimo, si è sentita sposa di Cristo, si è sentita amata da Cristo, perché è normale, scusate dico questo, è normale che una donna, qualunque donna, ha bisogno di un amore maschile virile. Attenzione, a volte pensiamo che sia qualcosa solo di qualcuno perché ha la vocazione, perché magari è stata fortunata, ha trovato l'uomo della sua vita, per cui va bene. Tutte le donne desiderano essere spose, tutte le donne desiderano sentirsi amati da un uomo, da un maschio. Ecco, lei in quel battesimo di sua figlia ha ritrovato il suo battesimo e si è sentita amata da Cristo, lo sposo della sua vita. E quindi quando uno sente questo matrimonio, e attenzione, questo è un matrimonio eterno, perché mentre tutti gli altri matrimoni sono segno dell'eternità, ma hanno un limite, sono matrimoni fini di questo, un matrimonio eterno, quando sperimenti questa eternità nella tua carne, è chiaro che non ti importa più qual è il tuo stato di vita e non ti importa neppure la tua storia, anzi, stranamente, e Marina lo ha fatto diverse volte, benedice la sua storia. Dice: ma come? La separazione, in quella situazione di precarietà, con una figlia a carico, con tutti i problemi economici, perché sappiamo bene che buona parte dei problemi economici sono problemi di fragilità di famiglie. Se oggi siamo in crisi è perché chiaramente la famiglia, quanto è unita e forte economicamente, quanto è disgregata, i problemi escono fuori. E con lei benedice la sua storia, perché tramite quella richiesta
così marginale della figlia, anch'io voglio essere battezzata, che l'ha messa in crisi, in realtà per lei è stata la benedizione. È arrivato quel tempo di grazia, si dice in greco quel kairos che Dio aveva preparato per lei, perché lei finalmente possa ricevere il suo battesimo, che detto in termini con il linguaggio di questa trasmissione, finalmente adesso mi sento amata e ho trovato quell'amore che da piccola cercavo sempre. Un amore che non finisce mai di amarti, un amore che auguro a ogni donna, a ogni uomo, a ogni persona, qualunque sia il suo stato di vita. Bene, per concludere, Marina, cosa possiamo dire? Concludo dicendo che in tutto questo è stato importante anche il perdono, per dare serenità alla mia storia, ma anche per poter guardare veramente anche in faccia a mia figlia senza avere nessun timore di aver fatto qualcosa di sbagliato oppure di aver ricevuto qualcosa di sbagliato. E questa è la testimonianza che io voglio lasciare a mia figlia, perché il per sempre esiste il perdono e dobbiamo avere misericordia nei riguardi della nostra storia, qualunque essa sia. Grazie Marina di questa sua testimonianza, grazie Don Bucolo, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!